Eder, Mech, Pallister. La perizia della Cattaneo indica la morte di Liliana circa 2, massimo 4 ore dopo che la donna fa colazione e inoltre un orologio rosa indica un orario 9:17. Tutto lascia credere che quindi Liliana sia morta prima delle 12. Alle 12, completato il lavoro, Sebastiano è libero di farsi un giretto per dissimulare la sua mattinata e far credere che quello sia un giorno normale. E non finisce qui, ci sono altri elementi a suffragio di quella fascia orario. Ad esempio la Galleria Rossoni. Sebastiano non passa quella mattina, anticipa la sera prima, quindi fa il giro delle pescherie, ma in quel momento alle 9, cioè quando Liliana è attesa dalle parti di via Cesare Battisti, Sebastiano è pronto e libero per accoglierla. E non solo, perché l'anomalia temporale vera e propria, quella che ci dimostra che Sebastiano sparisce nel nulla, avviene quando lui è in via Donadoni ad arrotare coltelli. È infatti lì che per la prima volta il suo telefono si spegne. Più chiaro di così non si può. In quel frangente orario Sebastiano sparisce ed è invece quando riappare che secondo la gente lui sarebbe sparito, il che non ha minimamente senso. Spostare la GoPro a cosa servirebbe? A dimostrare che lui è sparito e quindi può aver ucciso Liliana? Non c'è bisogno, perché abbiamo già visto che chiaramente è dimostrabile che lui effettivamente è sparito, ed è sparito, guarda caso, proprio dopo le 9:10, quindi in concomitanza con quell'orologio che si ferma, e prima delle 12, cioè quando poi inizierà il giro con la GoPro. Tra l'altro togliere la GoPro è dannifico, perché questi inquirenti, quelli che secondo tutti stanno facendo al meglio il loro lavoro, hanno rilevato una corrispondenza tra il maglione giallo che Sebastiano indossa nel video guida turistica e il corpo di Liliana, che presentava addosso delle fibre gialle. Quindi spostare la GoPro significa togliere una delle poche armi che hanno in mano gli inquirenti. La mattina del 14 è definita da 2 presidi indipendenti che non hanno bisogno di nessun giro GoPro per stare in piedi. La finestra medico-legale è 2-4 ore dopo la colazione. Significa mattina piena e comunque prima di mezzogiorno. Questo non è un'opinione, è ciò che indicano i medici legali chiamati a rivedere il caso. A stringere ancora di più c'è l'orologio di Liliana, ritrovato fermo alle 9:17. Quel quadrante è una puntina piantata all'inizio della fascia critica. Presi insieme, questi 2 elementi dicono che la morte è nelle prime ore del 14, prima del pranzo. Punto. Dentro quella mattina il comportamento di Sebastiano ha 2 peculiarità che dialogano con quel perimetro. La sera del 13 si fa prestare i coltelli dall'amica e sbriga la faccenda della pescheria in Galleria Rossoni il 13. Non il 14, quindi alle 9 del 14 non ha quella commissione. E nella stessa mattina il suo telefono in via Donadoni, dove affila, non fornisce più segnali. Non è un'assenza sparsa a caso nel mese, è il giorno giusto, nella finestra giusta, proprio mentre gli accertamenti medico-legali collocano l'evento. È questo incastro, non i video, a costruire la vera linea temporale utile. Sulle ore successive, infatti, esistono acquisizioni digitali che documentano una normalità diurna dopo il mattino. Ma quella normalità, anche se fosse di cristallo, non tocca l'arco 9-12 che interessa davvero. Arriviamo al nodo che tanti agitano per fare confusione. Il video da guida turistica con il maglione giallo. Sul corpo di Liliana è stata repertata una micro traccia chiara gialla. Nelle immagini di quel giorno Sebastiano indossa un maglione giallo con guanti. Se il filmato è del 14, per chi accusa è un aggancio di contesto semplice. Stesso giorno, stesso indumento, stessa tinta di traccia. Se il filmato non fosse del 14 ma del 13 o del 15, non cambierebbe nulla rispetto alla finestra medico-legale e alla dinamica del mattino. Toglierebbe solo all'accusa l'aggancio maglione fibra legato a quel giorno. Spostare la data non darebbe ore in più né ridurrebbe la fascia 9-12. Eliminerebbe semmai un pezzo di narrazione cromatica, lasciando intatti i 2 presidi che contano, perizia e orologio, e il silenzio del telefono proprio nelle ore centrali. Per smontare l'idea che basta cambiare la data dal telefono, serve spiegare perché, tecnicamente, una manipolazione retrodatata che regga una perizia è un'impresa da laboratorio, non da utente. In un telefono le date non sono una sola. C'è la data di acquisizione che l'OS usa per ordinare la cronologia. C'è la data di creazione file scritta nel file system. C'è la data di importazione nella libreria e c'è la data in cui quel contenuto viene aggiunto a un album. Nessuna di queste 4 vive da sola. Cambiare un'etichetta qui non trascina automaticamente le altre. Anzi, spesso emergono disallineamenti che una verifica incrociata vede al primo colpo. E il mondo GoPro non produce un solo video. Ogni clip ha i fratelli LRV anteprima e THM miniatura,
ciascuno con i propri tempi, più gli eventuali proxy e, su modelli e modalità che lo consentono, la telemetria, accelerometro GPS con un clock indipendente. Se tocchi il file principale e dimentichi un LRV-UNTEM, la perizia lo trova. Se ritocchi il contenitore e trascuri i tempi reali dei frame PTS-DTS o la continuità audio, salta fuori la cucitura. Se passi da un ricodificatore per raddrizzare le cronologie interne, l'encoder lascia una calligrafia diversa da quella della camera. Se anche riuscissi a sistemare questi strati, rimangono i registri dell'app sul telefono, cache, indici, prima comparsa, recenti eliminati, le sincronizzazioni e i backup che scrivono orari con orologi server-side non controllabili, meteo, luce, posizione del sole, rumori di ambiente, tutti ancoraggi esterni che non ritocchi con un tap. In pratica è un cubo di Rubik con 12 facce, sistemi un lato e nestoni due. Ora mettiamo insieme strategia e tecnica e seguiamo la logica fino in fondo. Primo, la perizia medico-legale colloca la morte nel mattino, entro 4 ore dalla colazione, dunque prima di mezzogiorno. Secondo, l'orologio fermo alle 9:17 appoggia l'inizio di quella finestra. Terzo, la gestione della pescheria è collocata al 13 sera e il 14 mattina il telefono tace proprio mentre lui è al lavoro in via Donanadoni. Quarto, il video col maglione giallo, se del 14, è un gancio cromatico vestiario che aiuta l'accusa. Se del 13 o del 15, quel gancio cade, ma la mattina del 14 resta inchiodata uguale. Quinto, anche volendo una manipolazione solo dal telefono che regga il confronto è nei fatti impraticabile senza lasciare scie su uno o più strati indipendenti. Conclusione obbligata: spostare la data del video non cambia il quadro sostanziale e anzi, se il filmato resta nel 14, rafforza l'aggancio con la microtraccia gialla. Se lo sposti, togli solo quel particolare aggancio, lasciando identica la finestra del decesso. La tesi della GoPro truccata è irrilevante dove conta il mattino e in più tecnicamente fragilissima. La mattina è definita dal binomio perizia-orologio. L'anomalia del device in via Donadoni la sovrappone all'operatività dell'indagato. Il video di mezzogiorno non salva né sposta quelle ore e l'eventuale spostamento del filmato servirebbe solo a togliere di mezzo il tema del maglione giallo dal giorno critico, senza toccare la sostanza. Tutto il resto è rumore. Quindi togliere la GoPro dal 14 servirebbe solo a indebolire un eventuale quadro accusatorio, ma se fosse una cosa facile si può anche fare per passatempo. Vediamo che profilo serve per riuscire in un intento del genere, cioè a modificare ingannando la postale. In breve, servirebbe un profilo da elite tecnica, non un semplice smanettone. Parliamo di un mix da ricercatore senior in forense digitale, reverse engineering, codec video e sistemi mobili, con anni di pratica reale. In dettaglio, chi frega davvero una perizia dovrebbe padroneggiare a livello avanzato contenitori e codec, struttura MP4, H264, H265, PTS, DTS, sincroni audio, pattern di compressione, firma dell'encoder. Ecosistema GoPro. File principali, LRV-UTM proxy, telemetria GPMF, progressioni di naming, coerenze tra fratellini. Sistemi mobili, internals di iOS Android, librerie foto e relativi database cache indici, tracce di sistema e di app, differenze tra data creazione, acquisizione e import aggiunta. File system e journaling, exFAT, APFFS e XT4, MFT USN, eNode, cache miniature di OS e applicazioni, cloud e reti, log server side, tempi di upload backup, NTP, fusi orari, tracce Wi-Fi celle. Anti-forensics, OPSEC. Evitare di creare nuove tracce mentre si tenta di sistemare le vecchie. Automatizzare modifiche per mantenere intervalli plausibili. Diciamo che un bambino della scuola elementare non può farlo. Vediamo anche quanto tempo servirebbe per farlo. Tra l'altro io ho sempre detto che in quei video c'è qualcosa che non doveva esserci, giusto qualcosa da correggere, tanto che Sebastiano nella prima sit non dichiara di aver fatto quel giro. Quanto tempo? Dipende dal numero di clip e dal perimetro da rendere coerente, ma gli ordini di grandezza realistici, non operativi, a scopo valutativo sono: utente medio o intermedio. Praticamente impossibile portare a casa qualcosa che regga una perizia. Un singolo tecnico molto esperto. 100-300 ore per tentare di rendere pulito un set limitato di clip, giornata di riprese, includendo prove e controlli. Probabilità alta di lasciare incongruenze rilevabili. Team specializzato con laboratorio, più figure, video forense, mobile cloud. 200-600 plus ore complessive per orchestrare coerenze multistrato e test incrociati. Anche così, rischio medio-alto di essere scoperti quando entrano in gioco cloud, journaling, meteo, sole, ambiente, rumori, terzi ripresi, reti,
che non sono manipolabili dal telefono e fanno spesso saltare tutto. In altre parole, non basta competenza elevata, servirebbe un controllo quasi totale dell'ecosistema e del contesto. È per questo che, quando una perizia trova coerenza interna ed esterna, l'ipotesi della manipolazione fatta dal cellulare è, nei fatti, altamente improbabile. Quindi in poche parole un beneficio praticamente nullo, anzi dannifico, al cospetto di un lavoro titanico con un rischio di essere scoperto dalla polizia postale altissimo. Che in pratica la gente deve capire che la GoPro non è assolutamente il suo alibi, lui non ha un alibi per le ore in cui sparisce e la GoPro non gli aggiusta né gli sfascia la giornata, è totalmente irrilevante. Immagina davvero di provarci solo dal telefono, senza che nessuno guardi la micro SD. Per far sembrare registrati il 14 dicembre 2021 dei filmati che in realtà appartengono al 13 o al 15, dovresti far combaciare una costellazione di orologi e tracce che non dipendono fra loro. La libreria del telefono non memorizza una sola data. Distingue la data di acquisizione, la data di creazione del file, la data di importazione e la data in cui il file viene aggiunto a un album. Ognuna nasce in punti diversi della catena. Se tocchi un campo, gli altri 3 non si aggiornano automaticamente. Restano lì a raccontare la prima volta in cui il device ha visto davvero quel video. Per rendere coerente il 14 su tutti questi registri, servirebbe intervenire in X punti separati, preservando gli intervalli temporali plausibili tra evento ed evento. Non puoi importare prima di registrare, non puoi creare una miniatura di sistema prima che il file esista, non puoi avere un visto per la prima volta successivo all'upload. Nel mondo GoPro ogni clip non è sola. Il file principale ha i suoi fratellini, anteprime LRV, miniature THM, eventuali proxy. Anche questi hanno tempi propri. È dallo scarto tra fratelli che nascono gli allarmi. Spesso chi sistema si concentra sul file grosso e si dimentica il resto. Per non farti scoprire dovresti assicurarti che ogni LRV e ogni THM riporti un 14 perfettamente allineato alla clip, con stesse durate percepite, stessi intervalli tra inizio e fine, e che la loro prima apparizione nella galleria del telefono coincida con quella del file principale. Altrimenti l'anteprima tradisce il giorno vero. Qui gli X raddoppiano, perché ogni clip genera più oggetti coordinati. Dentro al video non esiste un solo calendario. Il contenitore MP4 porta campi di creazione e modifica, ma la sequenza di fotogrammi e l'audio hanno cronologie proprie. PTS, DTS e ritmo di campionamento. Se tocchi l'etichetta esterna e non mantieni coerenza interna, i tempi dei frame mostrano scivolamenti, l'audio rivela microinterruzioni e la durata reale della clip non coincide più con quella dichiarata in testata. Anche lasciando invariata la durata, l'impronta di compressione del firmware è una calligrafia. Ordine dei GOP, oscillazioni di bitrate istantaneo, modo in cui la camera gestisce scene scure o rapidi cambi di luce. Una ricodifica di passaggio per riallineare le cronologie lascia la calligrafia fuori posto. Per non farlo notare servirebbe X preservare questa firma in ogni clip, cosa che in pratica non controlli dal telefono. Lo smartphone, poi, è una macchina della verità a tua insaputa. La galleria crea miniature, indigicizza, registra la prima comparsa, scrive cache e tracce di consultazione. Le app mantengono database interni, elenchi recenti, cronologie di ricerche. Anche quando pensi di avere sistemato la data in un punto, il sistema conserva altrove la prova di quando ha visto davvero quel video per la prima volta. La sezione Eliminati di recente conserva riferimenti con orari. Le notifiche e i permessi registrano accessi e sincronizzazioni con marcature temporali indipendenti. Allineare tutto, senza buchi logici, significa moltiplicare gli X in aree che l'utente normale nemmeno sa esistere. E non finisce nel telefono. Se il device è sincronizzato con un cloud, i server annotano la prima volta in cui quel file è arrivato, l'orario di upload, eventuali versioni, gli hash che identificano il contenuto. Il telefono non controlla gli orologi del cloud, né i log lato server. Anche senza pubblicare nulla, i backup automatici e le copie su servizi generano una data di prima vista esterna. Per mantenere il racconto del 14 dovresti far corrispondere l'orario del file, l'orario di import e l'orario di upload backup, mantenendo plausibili gli intervalli TU, T2, TT3, T4. Registrazione, comparsa su memoria del telefono, indicizzazione, eventuale sincronizzazione, eventuale backup.
Se uno solo di questi salta, per esempio un backup che vede il file magicamente dopo la presunta registrazione ma prima della presunta importazione, l'incoerenza è immediata. Ogni nodo aggiunge X che non puoi governare con un semplice ritocco locale. Meteo, luce, posizione del sole, rumori ambientali. Ombre troppo lunghe o troppo corte, asfalto bagnato quando i radar lo davano asciutto, sirene o campane a orari noti, un televisore in sottofondo che annuncia un'edizione del telegiornale incompatibile. Tutto questo crea ancoraggi esterni alla timeline del telefono. Se il 14 era sereno alle 10, ma la clip mostra pozzanghere fresche e cielo coperto, il trucco crolla senza aprire nessun metadato. Per evitare queste smentite servirebbe X, scegliere contenuti perfettamente neutri e X, controllare ogni dettaglio visivo e sonoro, cosa che nella realtà sfugge sempre. Anche senza toccare un computer, l'infrastruttura parla, il router di casa, la cella telefonica, la sincronizzazione automatica dell'orologio NTP, il cambio di fuso o l'ora legale. Se il device si è sincronizzato dopo una certa ora, la sequenza degli orari locali e UTC rivela retrodatazioni. Se il telefono ha visto una rete Wi-Fi o una cella in un luogo preciso, in un momento preciso, e il video pretende un'ora diversa, la triangolazione sconfessa la storia. Qui gli X sono fuori dalla tua portata. Sono sistemi terzi, non manipolabili a posteriori con un tocco. Infine, c'è la continuità degli intervalli. Non basta che ogni singolo orario sembri giusto, devono essere giusti gli scarti fra di loro. Se la clip dura 7 minuti e 32 secondi, l'import non può avvenire 3 secondi dopo l'inizio e 1 secondo prima della fine. Se l'upload avviene sempre a distanza di pochi minuti dall'import in tutta la giornata, tranne per quelle clip critiche, l'anomalia statistica salta agli occhi. Una perizia seria lavora su pattern, non su singoli numeri. Per reggere dovresti orchestrare una sinfonia di X perfettamente accordati. File principale, fratelli LRVTM, contenitore, frame e audio, libreria e cache, log app, cloud, rete, ambiente. Ti basta un solo stonatura, una miniatura con la prima comparsa sbagliata, un LRV dimenticato, un delta Terro T1 implausibile, un'ombra che non torna e il castello crolla. La tesi ha truccato tutto dal cellulare e ha ingannato la polizia postale e l'FBI significa riuscire a sincronizzare decine di orologi indipendenti, inclusi orologi che non controlli e orologi del mondo reale, mantenendo coerenza degli intervalli su ogni clip e su ogni copia. Non è fare tap su una data, è completare un cubo di Rubik con le mani legate e con i pezzi che cambiano forma appena ne sistemi uno. Per una persona normale, e persino per un tecnico senza laboratorio e senza controllo di tutta l'infrastruttura, è nei fatti impraticabile. Ed è esattamente per questo che gli accertamenti forensi, quando trovano coerenza interna ed esterna, arrivano a dire che quei dati sono affidabili. Abbiamo visto che quasi tutti i file trovano corrispondenza con l'aggancio del cellulare, ma c'è qualche file che non trova corrispondenza col cellulare di Sebastiano e c'è anche qualche file che perde il GPS. Vediamo se questo può accadere o è frutto di manipolazione. E vediamo anche se quello scarto di qualche secondo sul suono delle campane ci sta. Sì, c'è una spiegazione tecnica plausibile per entrambi i fenomeni, senza tirare in ballo manipolazioni. Sul GPS, le GoPro scrivono la telemetria in una traccia separata, fa che si attiva solo dopo che la camera ha ottenuto un fix valido dai satelliti. Ogni accensione, cambio batteria o uscita da ambienti schermanti fa ripartire l'aggancio. In condizioni normali servono decine di secondi, a volte più di un minuto, perché il fix diventi stabile. Se inizi a registrare prima che il fix sia completo, o se durante la clip il segnale precipita per canyon urbano, vegetazione, tettoie, metallo attorno, la traccia GPS risulta assente o bucata in quel file, mentre negli altri, dove il fix c'era, resta coerente. È tipico che a mancare siano proprio le prime clip dopo un riavvio o quelle più brevi, ed è altrettanto tipico che su telefono, in import-export, alcuni flussi di telemetria vengano potati da app e ricodifiche, così che due file perdano la traccia mentre gli altri la conservano. Questo non contraddice l'aggancio del cellulare nella stessa finestra. Il telefono usa antenne e sistemi diversi, celle, NTP e GPS, può avere posizione coerente mentre la camera non ha ancora il suo fix buono. Sul suono delle campane in anticipo di qualche secondo ci sono 4 spiegazioni non sospette e molto comuni. La prima è scarto d'orologio. L'orologio interno di una action cam non è sincronizzato in rete.
Può correre avanti o indietro di alcuni secondi rispetto all'ora ufficiale del telefono o dell'emittente radio TV a cui stai confrontando. Se la camera è avanti di 5-10 secondi, sembrerà che le campane partano prima, quando in realtà sta sbagliando l'etichetta temporale della clip, non il campanile. La seconda è il press campanio. Molte parrocchie suonano un richiamo pochi secondi o decine di secondi prima del colpo in punto per avvisare dell'ora o di una funzione imminente. Se nel confronto ti aspetti il primo rintocco esattamente allo 0 e non consideri il richiamo, avverti anticipo. La terza riguarda la catena di import-export. Alcune app su telefono introducono piccoli offset audio, centinaia di millisecondi, talvolta un S, o microdrift quando ricreano il contenitore del video. Se poi confronti quel file con un riferimento esterno, per esempio un orologio radiocontrollato in un'altra ripresa o un flusso streaming con propri ritardi, l'impressione di anticipo nasce dalla mancata sincronizzazione tra sorgenti diverse, non da ciò che è accaduto per strada. La quarta è un tema fisico che spesso viene invertito nelle valutazioni. La propagazione del suono aggiunge ritardo, circa 3 millisecondi per metro, non anticipo. Quindi, se stai correggendo a mente questo ritardo ma sovracorreggi, finisci per percepire un anticipo che non c'è. Mettendo insieme le due cose, il quadro resta perfettamente compatibile con un uso normale di GoPro plus telefono. In una giornata reale è fisiologico che alcune clip non portino GPS, fix non ancora acquisito o telemetria persa in esportazione, mentre altre combaciano bene con gli agganci del cellulare. E differenze di pochi secondi tra rintocchi e aspettative sono spiegabili con la combinazione di drift d'orologio della camera, richiami del campanile e piccoli offset introdotti dai software. Nulla di tutto questo, preso da solo, è un segnale di manipolazione. Sono esattamente le imperfezioni che ci si aspetta quando più dispositivi non sono sincronizzati alla stessa sorgente di tempo e quando la telemetria viene registrata o talvolta scartata su canali separati. In conclusione, è verissimo che dal cellulare si può rinominare data e ora e anche il luogo in cui un video viene girato, ma questo tipo di modifica alla portata di tutti non supera una perizia. Per superare una perizia serve una conoscenza che può avere solo un grande genio informatico. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.